Amiche di Mister Topolini, vi presento l'aspirante Mister numero 7, nome? Esatto, Enrico Durì. Enrico Durì. Sì. Di Udine, Udine. Ok, si sente che sei di Udine. Sì. No, nel senso Durì, il cognome mi ricordava subito un nome friulano. Sì, no, infatti i miei genitori sono originari di Butro, quindi sempre comunque provincia di Udine. E sono qua, ecco, a Trieste in esclusiva per voi. Bene, in esclusiva. Allora, senti, intanto quanti anni hai? 26. Cosa fai di bello nella vita? Studi, lavori? Allora, no, lavoro come meccanico, sì. E attualmente però corro anche in moto. Faccio motocross come pilota. Immagino quante ragazze, no? Il fascino del pilota. Ma quello sì e no, nel senso ci sono ragazze, cioè c'è già poca gente come pubblico, e di ragazze quindi ancora di meno, perché a parte qualche fidanzata. Quelle non si possono toccare, giustamente. Vabbè, senti, come sei venuto a conoscenza di Mister Topolini? Parlacene. No, allora sono venuto a conoscenza tramite internet, però cosa è successo? Ho voluto partecipare di nuovo a questo casting perché mi è già capitato in passato di aver partecipato a una selezione e mi sono divertito tantissimo, ho conosciuto tantissimi amici, è stata un'esperienza bellissima, allora ho detto perché non riprovare? Bene, ottimo, io quando sento questa parola mi dite che vi siete divertiti, ovviamente io parlo a nome di tutti, siamo tutti felici, va bene, insomma in bocca al lupo, ben ritrovato, quella è la telecamera, quindi adesso anche per te l'opportunità di farti conoscere dal pubblico di Mister Topolini, che tu sai ormai sfiora oltre 1 milione di visite e di visualizzazioni in tutti i nostri video. No, saluto tutti quelli che mi conoscono, votatemi numerosi. Un saluto in friulano, dai. Mandi. Giusto, in bocca al lupo. Crepi, grazie.